Ci sono zone della Liguria dove il lavoro dell'uomo ha modellato il paesaggio, pietra dopo pietra. Siamo nella Riviera di Ponente, dove da secoli si coltivano ulivi, vigne, ortaggi e agrumi. Ma fra queste eccellenze ce n'è una che più di ogni altra racchiude il profumo di questa regione, il basilico, ingrediente simbolo del pesto. Oggi questa tradizione continua a vivere, ma si rinnova. Dal pieno campo si è passati a serre di ultimissima generazione e a sistemi colturali che permettono di ottenere un basilico di alta qualità, ottimizzando l'uso di acqua ed energia, riducendo gli sprechi e rendendo le aziende agricole sempre più sostenibili e resilienti alle sfide del cambiamento climatico. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo. Tra il blu del mare e il verde della collina, dove la terra si aggrappa alla roccia e ogni ettaro coltivato è una vera conquista, la Liguria ci racconta di un'agricoltura unica nel suo genere. Qui, dove le fasce terrazzate si affacciano sul Mediterraneo, l'innovazione e la tradizione si incontrano per affrontare una sfida davvero emergente, quella di continuare a produrre qualità in un territorio delicato e fragile. E allora noi vi portiamo tra la costa di Ponente e l'entroterra per raccontarvi di una delle coltivazioni simbolo di questa regione, il basilico, davvero un portabandiera della Liguria nel mondo. Partiamo da Genova Pra, dove incontriamo Stefano Bruzzone che coltiva questa erba aromatica e la trasforma in pesto, e poi ci spostiamo verso la provincia di Savona, dove la sperimentazione e la ricerca ci traghettano verso il futuro. Benvenuta Francesca in una delle nostre serre. Ogni serra ha un nome, Sottobrichetto. In genovese vuol dire montagnola, Bricchetto. E qua la montagnola è diventata una nostra serra. Vieni. Andiamo. Ci troviamo a Pra, un ex borgo marino oggi famosissimo per il suo basilico, che qui trova le condizioni ottimali per crescere. Ci racconta tutto Stefano Bruzzone, oggi alla quinta generazione di una importantissima azienda locale che coltiva basilico in terrazzamenti. Stefano, quella del basilico davvero è una coltivazione anche curiosa, perché è abbarbicata nelle colline tra il mare e la montagna. Sì, è vero Francesca, in questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza. Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali, legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911, qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70,
dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno. All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente, è questo il nostro focus, meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio, perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché lì potremo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati, perché abbiamo una struttura protetta. Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, quelli che ho in mano io, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione. Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. Quindi fa anche da fertilizzante? Esattamente. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% di umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni, e lì abbiamo pronto il basilico. Francesca, qua siamo nel reparto confezionamento e ogni giorno dalle nostre serre arriva il basilico tagliato e nello stesso giorno entra nel locale lavaggio basilico, viene lavato, messo nelle casse blu e viene poi miscelato insieme agli altri ingredienti nel frullino nell'area produzione. Gli altri ingredienti che abbiamo sono principalmente il basilico, ovviamente, i formaggi grana padano, parmigiano reggiano e pecorino DOP, i pinoli, l'aglio per il prodotto con aglio, il sale e abbiamo poi come ingrediente finale l'olio extravergine. Il sapore finale del prodotto ha praticamente questo gusto fresco, questa caratteristica molto delicata, questo colore intenso, questo profumo che sprigiona il prodotto quando viene processato, si vede anche qua. Quando viene lavorato si sente questa nota di freschezza che penso che sia proprio una caratteristica fondamentale del nostro prodotto.
Prendiamo 4 piantine. 4. 4. Sì. Dipende poi come viene bene con quale mano, diciamo. Ok, Io le metto nella destra. Ok. L'importante è il sopra, quindi che venga una cosa... Un vero bouquet. Esatto, circolare. Ok. Prendiamo la carta Sì. e la intestiamo in questa maniera qua. Lo sdraiamo. Sulla carta, sì. Esatto. Con l'altra mano Sì. praticamente lo sediamo. Ok. È un po' difficile. Sembrava Sembra semplice. più semplice, sì. Mm. Con l'altra mano. Vediamo. Esatto. E con le dita, esatto, tu vai a fare questo lavoro Ah, qua, ecco. in modo da non schiacciargli la testa. Chiaro. E questo, Va bene, vediamo la differenza al tuo e il mio. vabbè, è il primo, comunque è chiuso. Si vede e non che è il esce. primo. No, ok. E che è già buono. Il basilico, questa erba aromatica utilizzata già dai greci e dai romani, oggi è oggetto di studio e allora andiamo a visitare il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola e incontriamo il direttore Giovanni Minuto. Giovanni, voi avete 4 ettari con campi sperimentali, serre, laboratori. Cosa fa esattamente questo importante centro per la Liguria e non solo? La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola. Abbiamo visto coltivatori come Stefano che hanno deciso di abbandonare la coltivazione tradizionale in terra per adottare tecniche innovative come il fuorisuolo, dove in parte c'è terra ma non solo. Come mai gli agricoltori oggi sono portati a cercare soluzioni diverse dalla coltivazione tradizionale? Beh, sai, intanto occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta. Giovanni, in questa serra bellissima, piena di piante diverse, che cosa fate? Cosa sono poi tutti questi cartellini? Ma vedi, noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche, se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farti vedere questa varietà che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza
ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la Peronospora belbari, un po' come la Peronospora della vite, ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche che, ahimè, ci attanagliano sempre di più. Ho visto però che avete una serra molto tecnologica. Se vuoi andiamo a vederla e ti faccio vedere alcune chicche che noi abbiamo in questa struttura. Andiamo. Qui volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica, che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo, proprio per te, ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, come ti ho detto, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minore impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana. Cuore del centro è naturalmente il laboratorio fitopatologico. Qui incontriamo Anna, una ricercatrice che sta analizzando proprio dei campioni di basilico. Anna, quali sono le principali patologie che colpiscono questa pianta? Beh, una delle più importanti è la peronospora. Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Abbiamo le tipiche formazioni della peronospora. Hanno, oltre alla ricerca tradizionale col microscopio, quali altre attività sperimentali portate avanti? Beh, le analisi si possono fare anche attraverso tecniche molecolari come la PCR, ad esempio. Nel seme si può fare un controllo per la qualità della semente e per vedere appunto se è presente la peronospora oppure no. Ci troviamo adesso a Borghetto Santo Spirito e qui andiamo a conoscere Paolo Gazzotti, che porta avanti la coltivazione del basilico in maniera veramente innovativa. Lui non utilizza la terra, si chiama aeroponica ed è particolarmente adatta alla coltivazione delle erbe aromatiche e anche dei piccoli ortaggi. Andiamo a vedere. Paolo, tutto è iniziato una decina d'anni fa da una tua idea. Tu facevi l'università, ingegneria, poi a un certo punto la tua passione di bambino per l'agricoltura ti ha portato a creare una serra veramente innovativa dove il basilico cresce fuori dal suolo, fuori dalla terra. Cosa è successo in te? Niente, stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito
e poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice. Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice, si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile. Le radici saranno già sviluppate per 4-5 cm. L'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. Posso guardare qui sotto? Sì, certo, la soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli Sì. che nebulizza direttamente le radici. È incredibile. Ma quindi il segreto della tua coltivazione è anche il mix di elementi nutritivi? Certo, in base alla composizione dell'acqua di partenza noi scegliamo una soluzione nutritiva e andiamo a integrare gli elementi che mancano con i nostri fertilizzanti. Paolo, tu hai dedicato una parte dell'azienda vicino alle serre, una stanza, anzi una camera di sperimentazione, un luogo futuristico dove avviene che cosa? E questa è una camera di sperimentazione che abbiamo costruito grazie a fondi europei. È dedicata appunto alla sperimentazione di varietà di basilico che principalmente ci vengono fornite dal CERSA, che è il centro di sperimentazione che c'è ad Albenga, in cui noi facciamo determinati test. Primi dei test sulla soluzione nutritiva, sull'adattamento a un ambiente con i LED che abbiamo anche noi poi in serra, e uno stress sui patogeni e uno stress sulle condizioni ambientali. Così noi poi riusciamo a ricreare l'ambiente perfetto in serra per la crescita del basilico che scegliamo. In Liguria ogni famiglia ha la sua ricetta del pesto. Ovviamente gli ingredienti non cambiano, ma possono cambiare le dosi. Ce lo racconta bene Marisa, che ha imparato a farlo da bambina grazie alla nonna. Esatto, grazie alla nonna mi faceva salire su una sedia e o pestavo o tritavo, perché la nonna aveva il suo metodo per fare il pesto. Siccome era sempre di corsa, cercava di abbreviare i tempi. Ci proviamo? Andiamo. Dai. Allora, pestiamo un po' di aglio. Sì. Andiamo. Vuoi che cominci io? Sì, così mi fai vedere. Dai, okay. Perché è un lavoro faticoso anche pestare, capisci? Noi siamo sempre andati a occhio. Infatti volevo chiederti sulle dosi. Pesi assolutamente solo e soltanto ad occhio. Prego. Vado, Intanto comincio a tritare. Io aggiungo il formaggio per evitare che diventi nero. Allora, secondo me qui ci siamo. Ok, adesso tra poco arrivo col basilico. Ok, quando sei pronta. Poi il sale chiaramente, ma noi lo mettiamo all'ultimo, anche l'olio d'oliva. Dai, andiamo? Andiamo. Vai. Direi che possiamo andare. Sì. Buttiamo la pasta, sia le troffiette di Reco che i gnocchi che mangiavamo noi da bambini, perché il pesto per noi andava mangiato con gli gnocchi. Andiamo. Di patate. Allora abbiamo troffiette al pesto e gnocchi di patate al pesto. Tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa. È il profumo di Liguria. Che ne dite, assaggiamo? Buon pesto a tutti!